Un periodo di grande forma da una parte, la voglia di proseguire questo cammino in coppa dall'altra. Amici di Sportisi, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Questa è Don Carlo Misilmeri San Vitolo Capo, andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza Sicilia. Andare in casa Don Carlo anche oggi sono il portiere di Salvo. Mentre intanto attenzione, Rudonia col pallonetto, palla fuori, illusione del gol, era saltata la panchina ma la palla è uscita del San Vito. Intanto attenzione alla palla persa però, Calagna in area, Calagna blocca Di Salvo e occasione per il San Vito anche. Gli Athletic che sono in testa dopo 8 giornate con 18 punti a testa. Qui attenzione, gran palla, Tripoli in gol, annullato per fuorigioco. Anzi, alla banderina va Pellegrino, sempre col mancino, sempre con l'effetto a rientrare. Pallone sotto porta, l'ha toccata Rusconi togliendola dalla testa di Muzzo. Stavolta va Romano dalla banderina, sempre mancino con effetto a rientrare. La battuta di Romano, primo palo di testa Muzzo, la manda fuori da pochissimi passi, occasionissima Misilmeri. Mentre la Vardera con la battuta con le mani, colpo di testa, poi Ricciulli rovesciata, Rusconi, calcio d'angolo. Palla in verticale, Tripoli è in posizione regolare, De Santis anticipato, ancora Tripoli in area, Tripoli in mezzo, Rudoni alla liscia, poi altro tentativo da parte di Pellegrino, palla sul piede debole e calciata male. Verticale verso Pellegrino che la mette subito in mezzo, Tripoli non arriva anche per l'arrivo di un difensore, poi Ricciulli, l'uscita da parte di Rusconi, calcio d'angolo. Bulades. Adesso per Calagna, dopo la suolata del suo capitano, da fermo Calagna, converge e crossa, palla in mezzo, Spadaro! Colpisce il palo Spadaro ad un passo dal gol il San Vito. Fricano non arriva ma c'è Salvia. Qui palla buttata via, allora Pellegrino si defila e calcia, palla fuori, non di molto. Pallone che arriva ancora una volta in area, rimane lì, Pellegrino svirgola, serie di batti e ribatti, arriva Ricciulli, Ricciulli protegge, viene atterrato, si continua a giocare, protestano i giocatori della Don Carlo. La battuta di Romano scodellata al centro, rigore, di testa, e forse un tocco con la mano, per conclusione da parte di Sheriff che termina fuori. Pellegrino con il cross, Pellegrino secondo palo, in qualche modo Tripoli prova a tenerla, messo giù, l'arbitro lascia giocare e le proteste adesso sono per Tripoli col contatto in area. Ancora il 2, la palla arriva a Barbera che in qualche modo la controlla. Calagna, uno degli ultimi problemi della sua partita, ha chiesto il cambio il 10, va a calciare col destro, palla fuori. Abbastanza ridotta come segnalazione, ma intanto attenzione alla Barbera con la palla dentro e la conclusione sul fondo, se l'è divorato qui Presti Giacomo. Poi Romano e con l'arbitro che fischia non allunga il recupero e dunque dopo 93 minuti, dopo metà del cammino, è ancora in equilibrio il quarto di finale di Coppa Italia Eccellenza tra San Vito e Don Carlo Misilmeri, finisce 0-0.